Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Prima dell'incontro Virtus Villanova Mestrino incontriamo il presidente del Virtus Villanova, signor Luca Negrato. Allora, 40 punti, 11 vittorie, 7 pareggi, il punto sul campionato. Siamo molto soddisfatti perché siamo partiti con l'obiettivo di salvarci per migliorare la classifica fatta l'anno scorso, siamo perfettamente in linea con gli obiettivi che la società vuole raggiungere e un plauso veramente eccezionale a mister Facciotto che ha fatto e sta facendo un lavoro eccezionale. Speriamo di raggiungere il treno dei playoff perché siamo molto vicini logicamente e un grazie ai ragazzi per l'impegno profuso e speriamo che il campionato continui come sta andando adesso, questo è il nostro augurio. Ecco, mi pare squadra al completo per oggi e voglia di riscattarsi dopo una pesante, brutta, amarissima sconfitta. Sì, amarissima perché stavamo vincendo 2-0 con l'Oriago dopo il primo tempo, però sono cose che possono succedere, il calcio è questo, vogliamo rifarci e sono sicuro che i ragazzi oggi metteranno tutta la grinta e l'animo che li contraddistingue. Un messaggio ai tifosi, Presidente? Allora li ringrazio per l'appoggio che ci danno sempre, di avere fiducia e come sempre forza Villanova. È con noi anche Daniele Facciotto, mister del Virtus Villanova. Come stai preparando questa partita? Io direi che ricette particolari non ce ne sono. C'è la solita voglia di mettere in campo tutte le qualità che questa squadra ha sempre espresso in tutte le partite, ossia l'umiltà, la cattiveria e la concentrazione. Chiaro che oggi c'è un avversario che sappiamo tutti essere un osso duro, però sicuramente sono fiducioso per il gruppo. I ragazzi sono pronti, preparati, stanno bene? Sì, stanno bene, nonostante tutto, voglio dire, la stagione, i campi duri e il lavoro che chiaramente a fine stagione viene un po' a concentrarsi per tanti motivi. Vedo un gruppo ben motivato e anche fisicamente stiamo recuperando un po' la forma. C'è la possibilità del pareggio e anche della vittoria? Sì, chiaro, noi ce la mettiamo tutta, poi sappiamo che gli episodi fanno le partite, insomma alla fine. Chiaro che speriamo che gli episodi siano a nostro favore, certamente la cattiveria, la concentrazione e l'umiltà devono esserci sempre. Prima di Villanova Mestrino incontriamo anche l'allenatore del Mestrino, signor Marco Rosin. Allora, domenica scorsa una partita facile, oggi con che spirito scendete in campo? Con lo stesso spirito di domenica scorsa, sapendo che questa è una squadra forse con un po' di più di qualità rispetto al Bassanello Wizza. Allora, naturalmente la partita di oggi non possiamo non parlare anche dell'andata. Per voi è stata l'unica sconfitta di tutta l'andata. Sì, diciamo che è stata una delle squadre che ci ha messo in grossa difficoltà l'andata ed è venuta anche la prima sconfitta e sappiamo il valore di questa squadra. Comunque oggi siamo qua per giocarcela anche perché non possiamo perdere punti per strada perché il Campetra è sotto lì. Quindi e lo incontriamo fra 15 giorni? Lo incontriamo fra 15 giorni e ci stiamo preparando appunto per il Campetra, ci stiamo preparando per la Coppa Veneto, abbiamo diversi impegni da affrontare tutti al 100%, quindi dobbiamo dosare le forze cercando anche con quei ricambi validi che ci sono di affrontare le partite sempre al meglio. Non c'è la nebbia e la squadra è al completo? Non c'è la nebbia, la squadra diciamo che è al completo e quindi ce la giochiamo. Siamo qua per giocarcela, insomma. Obiettivo i 3 punti. Obiettivo i 3 punti perché comunque il Campetra, ripeto, è lì e non puoi fare passi falsi perché il calcio è questo, insomma. Devi fare 3 punti se vuoi stare lì, quindi siamo pronti, basta. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna, l'installazione e ritiro, pulizia, supporto tecnico, sicurezza, la copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683. La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio dal Comunale di Villanova di Campo San Piero.
Incontro di cartello oggi del girone E di prima categoria fra Virtus Villanova e Mestrino, capolista. Le formazioni: Virtus Villanova in completo bianco, Vanin Bazzea Vedovato, Millan Ruggeri Durante, Parpaiola Bora Schiavon Tiso Mogno. A disposizione del mister Facciotto, Betto Ferraro Negrato, Masiero Pauro Lazzer Cagnin. Mestrino in completo verde, Casagrande Marin Aricci, Babetto Cantarello Masiero, Pepato Martin Ceron Doda Dalla Libera. A disposizione di mister Rosin, Maregotto Pedron Bortolami, Pregnolato Viale Coltro Spessato. Dirige l'incontro il signor Pazzinetti di Venezia. Le prime immagini che vi mostriamo riguardano Casagrande in tuffo. Ci provano da lontano gli ospiti con Masiero, ordinaria amministrazione per Vanin. Doda al limite dell'area, dà applausi per l'intenzione. 31esimo, angolo per il Villanova, entra Durante ma Schiavon non trova la deviazione vincente. Allo scadere l'inserimento di Schiavon di punta di un soffio sull'esterno della rete. Sul risultato di 0-0 finiscono i primi 45 minuti. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Quinto minuto, da calcio da fermo Babetto, Vanin in due tempi anticipa dalla libera. Dalla lunetta Millan sul secondo palo smanaccia Casagrande e salva. Su palla sporca spiovente in area, Ruggeri anticipa dalla libera in angolo. Per Vanin il pericolo viene dai piedi di Masiero su calcio da fermo. Sullo spazio ci prova Spessato, nuovo entrato, il suo destro finisce sopra la traversa. 2 minuti dopo, azione fotocopia sull'altro versante, Schiavon non indovina la porta. Triangolazione palla a terra per il Villanova, salva in extremis Cantarello, prezioso. Mancano 2 minuti al 90esimo quando scende sulla destra Doda, serve al centro Masiero, controllo e destro imparabile sul palo interno. Quinto centro stagionale per Masiero e gol che vale i 3 punti, nonché il primato in classifica. Dopo 2 minuti di recupero, il triplice fischio del signor Pazzinetti di Venezia. Finale a Villanova, Virtus Villanova 0, Mestrino 1. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355.